God Save the Wine, finalmente torniamo a Roma, questa volta abbiamo portato tutta l'energia di Martina con noi perché ci vuole, ma soprattutto con Rosa per brindare a questa ripartenza. Ecco, questa famosa ripartenza, questa voglia di ribere, di stare insieme c'è veramente oppure è un'idea? C'è, non è assolutamente un'idea, c'è e c'è da tanto. E il rosato la rappresenta benissimo perché è un vino che si fa bere senza pensieri, senza assolutamente dover andare a cercare l'abbinamento, andare a cercare il momento. Si stappa e si beve fresco con gli amici e appunto va giù. Ecco, il vostro Rosa come nasce? Sempre da Sangiovese? Sangiovese 100%, è una vendemmia anticipata, si va a cercare il frutto, l'aroma, l'acidità, appunto la beva, fermentazione, affinamento esattamente come un vino bianco, macerazione praticamente zero. Tanto basta poco per dare colore, per dare intensità. Sangiovese, esatto, e fermentazione a bassa temperatura, affinamento sulle fecce nobili, bottiglia, bicchiere. Esatto, è quello che stiamo facendo noi in questa serata da grandissimo successo qui a Roma. Più di così per le normative non potevamo metterli. E ecco, poi parlando invece di serate, le prossime avventure di abbinamento quest'estate, cosa ci berremo e dove? Allora, dove? In tantissimi posti, in primis a Poggiopiano, ma non solo, perché abbiamo un'estate pienissima di qualsiasi tipo di evento e degustazione e me ne approfitto se volete seguirci sulla pagina Facebook e Instagram, tutti gli aggiornamenti sono lì. E visto che ti sei servito il Comera, per quest'estate io propongo un non abbinamento. Il Comera è il nostro vino più scorrevole, più beverino, rosso. Sangiovese, Canaiolo e Merlot, fa solo acciaio e un po' di bottiglia ed è un 2015, quindi diciamo è... Sì, è il vino più che normalmente uno 2015 pensa che sia legno, barricche, invecchiamento, invece è il vostro vino più scorrevole. Assolutamente sì, il tempo e la pazienza sono il trucco e il segreto perché ci permettono di far ammorbidire, arrotondare, setificare un vino che comunque parte con una bella carica, una bella struttura, una bella persistenza e di non perdere tutta la componente più fruttata e più beverina. E il nostro consiglio è quello di berlo fresco, un po' più fresco della solita temperatura dal rosso, che faccia appannare un po' il bicchiere in queste serate estive e anche in questo caso da bere senza problemi e senza pensieri, con tanti amici soprattutto. Stasera abbiamo tutto. Grazie Martina.